Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Vi parleremo di tanta buona sanità e anche del prodotto Principe. Sta davvero entrando nel vivo la stagione del radicchio rosso di Treviso. E allora cominciamo dalla musica. Certamente dire che fa bene non è una novità, ma piazzare un pianoforte in un reparto oncologico a Treviso invece sì, il servizio. Viaggio nella musica, la medicina dello spirito. È il titolo della rassegna musicale che ha preso il via nella saletta d'attesa degli ambulatori di oncologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Una rassegna fortemente appoggiata dal direttore generale dell'ULSS 2 e resa possibile dalla donazione di un pianoforte da parte di Assi Industria Veneto Centro e dalla disponibilità del reparto ospedaliero. Bellissima iniziativa, ringrazio gli industriali, ringrazio anche l'associazione Altre Parole che ci sta dando in tal senso e anche il professor Pavan che è il nostro procacciatore di pianisti. Un'iniziativa bellissima perché chiaramente fa capire che nell'ospedale non c'è solo sofferenza, ma c'è anche la possibilità, grazie alla cultura, grazie al teatro, grazie alla musica, di poter riappropriarsi della propria vita. L'iniziativa in reparto è stata accolta in maniera piacevole, con un po' di titubanza perché molto spesso queste cose non sono cose alternative, vengono considerate terapie complementari, quindi sono quelle terapie che non sono ufficiali, non sono convenzionali, ma aiutano, rafforzano le terapie tradizionali. La musica entra nei cuori, quindi apre l'animo e i pazienti giovano di tutto questo. Una rassegna messa in pratica grazie alla collaborazione con il professor Giorgio Pavan che cura l'organizzazione artistica e la disponibilità di numerosi musicisti che hanno deciso di donare la loro arte ai pazienti, a chi fornisce loro assistenza e a chiunque lo desideri. Un'iniziativa che apre un nuovo capitolo dell'umanizzazione ospedaliera. Quest'idea nasce dalla volontà di donare un momento di musica, un momento anche di convivialità per i pazienti che si stanno sottoponendo alla terapia oncologica e pertanto stanno passando un momento difficile o critico. E niente, ora la stagione è a regime, sono già stati fatti 5 incontri e siamo felici di poter donare un momento di gioia, di serenità, di pace anche alle persone che stanno passando un momento di difficoltà. Voglio testimoniare l'importanza di questa esperienza perché le cure oncologiche sono importanti, però secondo me, per quello che è il mio sentire, altrettanto lo sono queste cose, perché nutrirsi di bellezza, di armonia, proprio si torna a casa che si è veramente fatto il pieno di un carburante prezioso. E quindi io dico grazie, sono certa di interpretare anche proprio tanti altri che hanno insieme a me vissuto questa esperienza bella.